Lei che mestiere fa? Portabagagli. Com'è la situazione? Zero da novembre dell'anno scorso non abbiamo fatto un lavoro, 0 lire, zero introiti. E siamo ambulanti in Riva degli Schiavoni, un banchetto di specialità veneziane, e attualmente soffriamo come tutti questo lockdown che chissà se ce lo impongono un'altra volta. Io faccio il gondoliere. Com'è la situazione? La situazione è che noi siamo da novembre che non lavoriamo, abbiamo veramente delle difficoltà da andare avanti con le famiglie, con le cose che abbiamo, anche le gondole, le cose devono essere manutenzionate, i traghetti, tutto. Teniamo duro. La crisi del Covid ha quasi azzerato il turismo a Venezia. Se gli ultimi dati parlavano di più di 20 milioni di visitatori all'anno, è facile capire la quantità di lavoratori e di categorie di lavoratori che si sono improvvisamente trovate senza occupazione e a volte anche con pochi sussidi per andare avanti. Quelli che praticano bene le situazioni, che parlano molto bene, dovrebbero levarsi le paghe magari per un annetto, i signori politici o chi per essi, chi di dovere, e fare delle cose concrete, aiutare anche questa cittadinanza a lasciare uno stipendio, 2 stipendi a pro delle persone che hanno bisogno. Se fai dei provvedimenti così importanti, di chiusura e robe varie, devi anche associarci, affiancarci vicino anche un ristoro subito, non aspettare le proteste del... Lei è arrivato qualcosa? A me sono arrivati 600 e 1000 euro, basta. Tra chi a Venezia manifesta contro il DPCM, il timore è ora di una ripetizione del lockdown di primavera, anche se probabilmente con i confini chiusi o semichiusi in mezzo mondo, ciò che decide il governo italiano riveste ormai un'importanza molto relativa. Nel primo caso a livello di partita IVA lo Stato ci è venuto incontro, e in questo caso qui ancora non sappiamo nulla del nostro futuro o di quello che sarà dei nostri figli. Se ci levano il turismo qua andiamo veramente molto male, anche perché Venezia vive l'80% di questo. Come si fa a vivere se non si guadagna niente? Come si fa a vivere? Una bella domanda. Magari qualcuno si è messo via qualcosa negli anni e vive di quello, altri vengono aiutati dai genitori che magari sono in pensione e ognuno cerca di arrangiarsi alla propria maniera.